Rio Tinto, fuori dalla Serbia. Devo andare in Germania, non ho tempo, devo andare al lavoro. Devono finire tutti in prigione, immediatamente. Siamo a Novi Sad, la seconda città di Serbia. Questa è la principale via di comunicazione con l'estero per il paese. È bloccata ormai da più di mezz'ora dagli attivisti che protestano contro la possibile apertura di una miniera di litio nella regione dello Jadar. La nostra natura verrà distrutta per permettere all'Europa di avere la sua energia verde. Nella valle dello Jadar, 100 km a ovest di Belgrado, si sta consumando una battaglia che parla a tutto il mondo. La multinazionale Rio Tinto ha scoperto un giacimento di litio su cui intende aprire la miniera più grande d'Europa, il pane della transizione energetica, il materiale più ricercato per le batterie di auto elettriche e pannelli solari. Gli abitanti della valle, però, temono che il conto della rivoluzione globale arrivi a loro. Questa è la zona della miniera, una delle terre più fertili della Serbia, la più fertile della Vaza. Pruga završava negdje, ta nova planinarna pruga. Toliko ima rastinja ovdje u... Sotto questi pali blu ci sono gli scavi esplorativi, ce ne sono 128 solo in quest'area. Per un periodo non è cresciuto niente in un raggio di 10 metri. Abbiamo fatto analizzare l'acqua che fuoriusciva dal terreno ed è venuto fuori che conteneva arsenico e altri elementi chimici pesanti. A 25 km dai punti in cui si sono fatti gli scavi esplorativi, l'acqua contiene 70 volte la quantità di boro di quella che si trova a 2 km a monte degli scavi e sono pozzi molto piccoli. Da questa regione dipende la fornitura idrica per 2,5 milioni di persone, perché l'acqua dello Jadar finisce nella Drina e poi nella Sava, che arriva fino a Belgrado. Siamo a Gornje Nedelice, dove sono nata, e laggiù prevedono di sfruttare il litio. In questa terra è semplice. O esiste Rio Tinto che inquina tutti i villaggi, o esistiamo noi e continuiamo a vivere come prima. Sono venuta a salutare mia suocera, per me era più di una madre. Questa tomba è tutto quello che ho e adesso ci vogliono allontanare. Quando muoio devo essere sepolta qui. Mi si sta spezzando il cuore, non c'è altro posto per me. Il progetto comporta la ricollocazione di 81 famiglie. Chi ha già venduto a Rio Tinto, spesso per un prezzo superiore al valore di mercato, ha ottimizzato la scelta, portando con sé tetto e finestre. Il risultato, spettrale, inquieta chi ha deciso di non vendere, rischiando l'esproprio. Mi chiamo Zlatko Kokanovic, sono un veterinario e ho 20 mucche. Viviamo di questa terra e se dipendessi dal progetto non potrei più starci. Qui siamo a 200 metri dalla zona degli scavi. L'industria per la trasformazione del litio è prevista a 400 metri. Non c'è modo in cui possano prendermi questa terra in maniera onesta. Neanche se le offrissero 10 milioni di euro. Non li accetteremo mai. Il futuro, la famiglia, i figli sono più importanti dei soldi.
Questa è una battaglia per tutto il pianeta. Il litio non si può mangiare. Un uomo affamato non si sazia guidando un'auto elettrica. Rio Tinto ha risposto per email alle nostre domande. La multinazionale sottolinea di voler perseguire i più alti standard per costruire un progetto sostenibile e rispettoso della legge serba e delle pratiche internazionali. L'investimento, 2,4 miliardi di dollari, genererà un introito fiscale stimato in 130 milioni di dollari all'anno per 1000 posti di lavoro nel lungo periodo. Rio Tinto assicura di voler cercare un equilibrio tra i benefici ambientali globali e i costi locali, impegnandosi a non sacrificare in nessun modo uno dei due aspetti. Viviamo qui da 5 giorni, abbiamo discusso molto in famiglia prima di accettare, le prime offerte erano assolutamente inadeguate. Su una cosa vogliamo essere chiari, Rio Tinto non ci ha fatto alcuna pressione. La sola pressione che avevamo, come una spada sulla testa, era la legge sull'esproprio, che dipende dallo Stato. Abbiamo venduto il nostro passato per avere un futuro. Sono domande enormi, quelle che rimbalzano tra i salotti fumosi della valle. Che vita vogliamo vivere? Che ruolo ci spetta nell'economia globalizzata? Che valore diamo al denaro? Ma non credete che il litio sia fondamentale per la transizione energetica? Cercatelo in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, dove volete, ma non qui. Non toccateci. Fino a che punto siete disposti a lottare? Fino alla fine. Cos'è la fine? Siamo disposti a dare la vita, ma non permetteremo che facciano la miniera. Non vogliamo diventare la discarica d'Europa. Non andrà così. Questa viene da un campo su cui dovrebbe sorgere la miniera. Non ne abbiamo bisogno, grazie a questa abbiamo una bella vita. Cosa prova se pensa alla sua terra? Sento tristezza, dolore, sono nato qui. Qui ho imparato a nuotare, a pescare. La mia famiglia vive qui da più di 500 anni, non sarò certo io ad andarmene. Resterò qui e così i miei figli dopo di me. La protesta è diventata il primo tema nazionale. Le strade serbe sono da decine e decine di migliaia di persone, spesso giovani e estranei alle logiche dei partiti tradizionali. Alla fine, il Parlamento ha ritirato 2 leggi necessarie al progetto e il presidente Vučić ha aperto un referendum in una rarissima retromarcia. Ma la scelta definitiva è ancora sospesa. Sullo sfondo, le elezioni di aprile e una partita colossale per l'industria automobilistica europea. Secondo uno studio dell'OMS, in Serbia ogni anno muoiono più di 6.000 persone a causa dell'inquinamento dell'aria. La preoccupazione della popolazione serba per l'ambiente è sempre più manifesta. Nella valle dello Jadar c'è un'ottima alternativa al litio ed è l'agricoltura. Con degli investimenti potrebbe generare circa 80 milioni all'anno di entrate fiscali, tutto senza inquinamento. Stiamo aspettando lo studio ambientale di Rio Tinto. Nell'ostinazione di questa valle, i dilemmi con cui dovrà confrontarsi la transizione energetica globale, che prezzo avrà e quanto ci costerebbe non agire, chi saranno vincitori e vinti. Sulle sponde dello Jadar, anche la saga di Djokovic, il tennista serbo bloccato in Australia, diventa il pretesto per gridare le proprie certezze. Siccome la polizia australiana ha usato i lacrimogeni sulla nostra gente, risponderemo con le uova. Miriamo alla porta per non rompere niente. Noi non siamo violenti come loro. Rio Tinto, fuori dalla Serbia.